Con questa ordinanza che abbiamo adottato nei 5 comuni viene reiterata il divieto dell'utilizzo del glifosate, del principio attivo glifosate, negli erbicidi utilizzati in agricoltura. Stop al glifosato. I comuni di Conegliano, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Tarso e San Pietro di Feletto hanno prorogato l'ordinanza che vieta il pericoloso erbicida anche per il 2018, una decisione presa per salvaguardare ambiente, paesaggio, ma soprattutto la salubrità della falda acquifera che nel 2016 e in un caso anche nel 2017 ha riscontrato sforamenti nei valori riconducibili al glifosato. Una falda molto ricca, quella di Conegliano, ma vulnerabile. Perché è un grande materasso ghiaioso nel quale le sostanze chimiche sversate possono raggiungere la profondità e quindi potenzialmente arrivare nella rete. Questo rende necessario che le sostanze chimiche che hanno problemi, se raggiungono la rete, debbano essere inibite, debbano essere vietate. Un divieto che presto potrebbe diventare strutturale ed allargarsi a tutta l'area che produce il prosecco di OCG, altri 10 comuni. Quello che è importante oggi non è tanto l'ordinanza quanto l'accordo tra i 15 comuni della DOCG che prevedono nel 2018 di portare un affinamento dell'articolo 11 del regolamento che preveda l'esclusione del glifosato direttamente per tutti i comuni della DOCG.